Buongiorno a tutti, è di nuovo un piacere essere qui, è un piacere tornare agli scacchi classici dopo aver visto la modalità bullet, ovvero proiettile, modalità videogioco, chiamerei io, e vorrei analizzare con una partita in modello il sistema che mi ha giocato il mio avversario nella partita a un minuto. Di fatto avevo studiato questo sistema da piccolo quando andavo alle scuole medie e nel 2006, nella primavera del 2006, giocai il torneo di Lodi, che era vicino appunto, relativamente vicino a dove vivevo, e giocavo contro un giocatore, un maestro fide che veniva appunto dalle Olimpiadi di Torino, dove aveva appena giocato, che rimase in Italia appunto a giocare il torneo internazionale di Lodi. Ecco, questa è la partita. Io avevo il nero e mi gioca appunto una specie di attacco indiano. Mi giocò cavallo F3, giocai cavallo F6. Mi giocò G3, giocai B6. Voglio rispondere al suo alfiere in fianchetto con un altro alfiere in fianchetto perché voglio cercare di neutralizzarlo. Alfiere G2, alfiere B7, arrocco E6. Bianco ha tanti sistemi, può giocare D4, forse mai può giocare C4 e poi scelse di giocare D3. D5, cavallo D2, C5 e 4. Ecco, a questo punto giocai cavallo C6. Qua più o meno è una posizione simile a quella della partita che giocai, con la differenza che i pedoni erano in A6 B5. Il mio avversario mi ha giocato E4 perché questo pedone sembra in presa ma non lo è su D per E4. D per E4 e cavallo per E4 sarebbe un errore per via di cavallo E5 e tutti i pezzi neri sono inchiodati e nero una posizione difficile su cavallo D6, potrebbe seguire presa, donna H5 e il bianco ha un attacco potente su G, si minaccia matto, se provo a parare il matto con G6 potrebbe seguire donna F3 attaccando molte cose e l'iniziativa su donna C7 difendendo attaccando il cavallo. Il bianco può ignorare tutto e continuare con cavallo E4 per dare scacco e il bianco ha un'iniziativa davvero è strepitosa se catturassi il cavallo in E5 qua il bianco da scacco. Il problema è che poi quando sposto il re, perché se catturo il cavallo c'è la donna che lo difende, dopo il bianco cattura il cavallo e la torre e il bianco ottiene un vantaggio di materiale, quindi prendere questo pedone è sempre di solito non va bene. Continuare lo sviluppo con cavallo C6 e 5 e che scaccia il difensore principale della dire del nero. Tra l'altro, ok, qua giocai cavallo di 7, bianco giocò torre 1, qua giocai alfiere 7, il bianco giocò H4. Ecco qua, devo spiegare le premesse di questo attacco. Questo attacco si chiama attacco indiano, è stato giocato da numerosi giocatori, tra cui per esempio Bobby Fischer, che ha delle partite celebri con questo sistema. E normalmente il nero arrocca corto, qua il bianco gioca cavallo F1, donna C7, alfiere F4, ecco qua l'idea del bianco e di creare un attacco sull'ala di re con mosse come cavallo H2, cavallo G5, donna H5, e a volte mettere il cavallo in G4, su H6 sacrificare il cavallo, che queste frecce possono confondere, ma il nero di solito prova a giocare sull'ala di donna e il bianco sull'ala di re, dove ottiene dei forti attacchi. In questo momento giocai H6. H6 è l'inizio di un piano interessante e stranamente, nonostante sia un attacco indiano, il mio piano era quello di conquistare l'iniziativa nell'ala di re. Io non ho ancora scelto dove arroccare, posso arroccare lungo. Ovviamente se io gioco H6 do un appiglio, qua il bianco continuò a giocare, ecco il punto, il bianco giocò H5 no, per espandersi ancora di più, ma se il bianco gioca cavallo F1 posso continuare con il mio piano di arroccare lungo. Voglio arroccare lungo, torre G8, G5 con posizione estremamente interessante su alfiere F4. Forse posso anche provare subito, posso arroccare, in alcuni casi posso preparare o spingere in G5, non so se lui prova ad attaccare in quest'ala, posso preparare G5 o realizzarla anche immediatamente, in modo da cambiare appunto questi pedoni laterali per un pedone centrale. Qua il centro del bianco è caduto, dei pezzi molto forti,
ho le torri che possono generare un attacco contro il re bianco, c'è un certo controgioco in questo sistema. Quindi il bianco gioca H5 per prendere spazio e scoraggiare la mia spinta per via della presa in passante. Qua giocai donna C7, il bianco giocò donna E2, e qua decisi di arroccare lungo. A questo punto il mio avversario, che aveva impostato la partita con l'intenzione di attaccare sull'ala di re, di attaccare il mio re, non rinuncia a tale proposito e anziché attaccare nel lato est della scacchiera, cioè la nostra sinistra perché siamo i neri, decide di attaccare sull'ala di donna. Quindi gioca C4. Qual è l'idea di C4? Ora l'idea di C4 è provocare D4 per aprire questa diagonale, al suo alfiere ma anche al mio. È difficile valutare la mossa C4, ha sinceramente dei pro e dei contro. Innanzitutto i vantaggi sono che prova ad aprire la strada dell'alfiere in G2. Fissa la struttura del nero, per esempio gioco di 4, la mia struttura, questo alfiere si apre, la mia struttura è fissa e ci possono essere dei punti di rottura. E d'altro canto anche il mio alfiere diventa più forte, il pedone in E5 diventa più debole perché già non può essere difeso con manovre come C3 e D4, quindi davvero è una mossa molto interessante ma a doppio taglio. Poi il bianco giocò a 3 per iniziare l'attacco, preparandosi ad aprire linee sull'ala di donna anche a prezzo di un pedone. Qua di fatto siamo in una delle famose posizioni con gli arrocchi contrapposti. Qua decisi di ignorare le idee del bianco sull'ala di... decisi di ignorare le idee del bianco sull'ala di donna e giocai... Ops, mi è scappato il mouse. E giocai G5, che forse è la più diretta. Si minaccia G4, seguita dalla cattura del pedone in E5, che è senza dubbio un'idea interessante, no? Se per esempio il bianco continua a giocare con B4, con torre B1 che è ancora più lenta, posso giocare G4, prendere il pedone e comunque un controgioco davvero potente. Il bianco, per esempio se il bianco gioca G4 per bloccare questa, potrei giocare alfiere F8, non dimentichiamoci che un pedone, per poi giocare alfiere G7, catturare il pedone in E5, qua avrei un bel vantaggio. Se il bianco gioca alfiere H3, posso riproporre la minaccia. Su G4, alfiere G4, di nuovo alfiere F8. Voglio catturare. Qua si apre anche questa diagonale, poi, dove potrò attaccare il re bianco, che avrà numerosi problemi. Il bianco decise quindi di prendere en passant. Qua ricatturai. Ecco qua, il bianco ha giocato una mossa su cui ho qualche dubbio. Il bianco giocò alfiere H3, che probabilmente va bene. È difficile esprimersi su questa mossa, di nuovo ci sono vantaggi e svantaggi. Allora, da un certo punto di vista, l'alfiere attacca i 6, attacca la mia debolezza. D'altro canto, l'alfiere abbandona questa diagonale, l'alfiere in B7 diventa più forte. In aggiunta, anche se ora devo perdere un tempo per difendere 6, in futuro potrei provare a spingere i miei pedoni per guadagnare un tempo sull'alfiere, minacciando una forchetta. Tutto sommato, io da bianco avrei preferito, ma è un'opinione, alfiere H3 va bene, io personalmente avrei preferito B4. Perché B4? Per iniziare l'attacco, se prendo cavallo B3, se prendo ancora alfiere per A3, il bianco attacco, magari devo fare cose diverse, cavallo C5 per attivarmi, per poi fare G5, la partita è un caos. Il bianco gioca alfiere H3, qua giocai cavallo F8, il bianco gioca B4. Qua visto che comunque il bianco può giocare B5 o I per C, qua decisi di correre notevoli rischi e accettare un pedone. Non bisognerebbe aprire le linee al bianco, ma ricordiamoci che la filosofia è che un pedone è sempre un pedone, è qualcosa che merita coerenza, e quindi qua rischiai aprendo le linee. Certo, avrei potuto giocare differentemente, G5 subito, però ok, qua catturai. Cavallo B3, questo sì che è un errore. L'ingenuità di 15 anni fa catturai in A3, qua non guadagno nessun pedone. Perché devo spendere un tempo io per aprire la colonna? E quando gli facilito il suo attacco qua, sarebbe stato meglio continuare con G5, seguita da torre G8, G4 o H5 e cercare il mio controgioco dall'altra parte. Tanto ho già un pedone in più. Qua giocai B per A3, forse per forzare il gioco, non so bene. G5 è molto più coerente, su A per lui investe un tempo, posso riprendere catturando la torre,
poi torre G8, G4, sarebbe stato meglio qua, ok, catturai, torre per, qua G5. È una mossa forte, ma forse che arriva con un po' di ritardo. E qua probabilmente il bianco sta meglio, alcune mosse potrebbero essere donna B2, che attacca il pedone, C5 per provare ad aprire linee, poi il bianco giocò torre 1, che non può essere cattiva. Qua giocai torre G8, minaccio una forchetta, ecco qua la situazione si fa davvero complessa. Qua su G4 per bloccare la mia spinta probabilmente non funziona perché cavallo G6, poi il cavallo che sto attaccando E5, ma soprattutto il cavallo vuole entrare in F4 e fa dei danni qua. Il bianco in F4 il cavallo sarà devastante. Se il bianco gioca alfiere H5 probabilmente io volevo giocare H5. Potevo anche giocare donna F7 per preparare H5 che è interessantissima. Quindi di H5 cavallo D7, no? Per riportare in gioco il cavallo, ma anche H5 poteva essere interessante, per poi giocare o G4, poi prendere il pedone, o aprire la colonna H, no? Interessantissimo, su alfiere G4 potrei pensare anche a mosse come torre H8 per attaccare, su G4 potrei giocare cavallo G6 per saltare F4, se cattura il pedone in G5 di nuovo meglio se mi cattura pedoni su quest'ala, posso prendere, posso andare qua, aprire la colonna, un attacco devastante. Quindi qua il bianco tornò in G2. E qua vediamo quindi forse che alfiere H3 G2, così come la mia vipera 3, forse lascia un po' perplessi, forse queste sono imprecisioni. Che adesso qua c'è un attacco raggi X, ovvero se non ci fossero dei pezzi in mezzo la torre starebbe attaccando il re, è una cosa che non ha uno sfruttamento immediato ma uno sfruttamento potenziale. Qua ero indeciso tra G6, cioè tra G4 o cavallo G6, ma poi capii che il bianco voleva fare questo sacrificio, quindi G4 lo incentiva a giocare questo sacrificio. Io posso prendere il cavallo, ma alla fine il bianco prende in A7 un attacco molto forte. Quindi decisi di giocare cavallo G6 perché ho visto un trucco. Allora, forse ho capito che il cavallo, avevo intuito che il cavallo sarebbe stato destinato a compiere una gloriosa fine, ovvero sacrificarsi in F4, come poi vedremo. Ok, qua probabilmente il mio avversario forse stava bene, forse doveva continuare ad attaccare normalmente perché il sacrificio va bene, ma il sacrificio va bene quando non ci sono altri modi di continuare, se ci sono altri modi facili, perché non giocare gratis anziché sacrificare, investire pedoni? Ecco qua lui giocò cavallo F per D4, che è un tentativo molto violento di vincere, che è interessante. Su cavallo per D4 e torre per D4, torre per A7 mi distrugge per via dell'inchiodatura. Se io prendo in G2, re per G2, torre per D4, torre per A7 di nuovo mi sta distruggendo. Minaccia la donna, posso giocare donna C7, ma qua ora sta minacciando un'infilata, sta minacciando delle reti di matto. Se torno qua, donna E3, qua minaccia, non so, torre A6. Penso che ho una posizione assai precaria, sta minacciando anche degli scacchi. Minacciando scacco, per esempio, non so, vado qua in F4, potrebbe dare scacco, e potrebbe qua dare altri scacchi, non so, donna E di 4, torre A7, meglio, ora il mio re è davvero in crisi, qua potrebbe catturare tutto, non lo so, penso che il suo attacco sia molto promettente, anche se il mio attacco è interessante, vero? Era un caos questa posizione, probabilmente il gioco del bianco si può anche migliorare, questa posizione non mi piaceva, forse addirittura si potrebbe anche mettere qua il re in H2 per evitare i trucchi, questa posizione non mi piaceva minimamente. Qua, quindi giocai una mossa interessante, giocai torre per D4, che è una mossa tattica interessante, perché se ora cattura in D4, cavallo per D4 sta attaccando la sua donna e non ha tempo quindi di catturare in A7. Se ora cattura in B7, donna per B7, attacco la donna e ho un forte controgioco sulle case bianche, posso dare degli scacchi, delle scoperte. In caso di donna G4 potrei giocare alfiere per G2 complicandogli un poco la vita. Su re per G2 posso iniziare a dare degli scacchi, su torre per A7 posso tornare indietro e la posizione è molto... ci sono moltissime complicazioni, ma ad esempio potrebbe giocare donna per D4, riprendere il cavallo, due pezzi per la torre, ma ora sono io che ho un attacco molto forte. Ci sono varie complicazioni, ma penso che dopo cavallo per D4, torre per D4, se il bianco non ha tempo di prendere in A7, il nero sta bene. Che qua il bianco giocò torre per A7,
continuando a fare sacrifici. Ah, un'altra cosa su torre per D4, sembra che ci sia l'eliminazione del difensore, ma su alfiere per C6 gioco donna per C6 e non ha tempo di fare nulla perché sto minacciando matto. In H1 un pezzo in più sto minacciando matto e quindi il nero vince. Di qua lui catturò in A7, io tornai indietro in D8, ecco qua. A questo punto penso che tutto funzioni. Penso che forse tutto funzioni. No, no, non lo so, in realtà non ho controllato, avevo analizzato la partita molto tempo fa. A me ancora sembra che tutto funzioni. All'epoca i motori dicevano che tutto funzionava per il nero. E oggi forse sono un po' condizionato dalle conclusioni che trassi all'epoca. Non vorrei che magari qualche motore d'analisi confuti qua la posizione del nero, ma non dovrebbe. Penso che la posizione del nero dovrebbe essere ok, perché torre per B7 non vedo, donna per B7 non vedo, ho tanto materiale in più, una torre in più, come è spiegato nel video corso Harakiri, quando il materiale sacrificato, quando vengono sacrificate molte unità di materiale, il compenso deve essere tanto. Qua io non riesco a vedere un compenso sufficiente per una torre. In caso di torre a 8, che questo non si capisce quale sia la continuazione del bianco. E il bianco giocò di 4 per fare casino, giocare di 5. E qua giocai cavallo per A7, torre per A7. Ho la torre in più, ma sembra che addirittura io stia perdendo. Sembra che stia perdendo perché sembra che torre per B7 sia inevitabile. E su torre per B7 qua mi cattura l'alfiere, il bianco un attacco decisivo. Per fortuna sembra che non posso fare nulla, ma avevo un asso nella manica incredibile. Qualcosa che forse avevo intuito inconsciamente. E il destino glorioso del cavallo in G6. Capita che a volte all'avversario sfuggano tatticismi difensivi. Giocai cavallo F4, punto esclamativo, con contrattacco contro la donna e l'alfiere. A questo punto, se il bianco gioca torre per B7, gioco cavallo per E2 scacco, vincendo. Poi posso anche sacrificare la donna, per esempio F1, donna per, alfiere per E2. Qua ho due torri contro un cavallo, dovrei vincere. Su alfiere per B7, donna per B7. Notare bene, la mia donna è in presa, ma lo è anche la sua. E sto minacciando matto. Se sposta la donna parando il matto, catturo la torre. Se cattura la donna, catturo la sua donna e di nuovo vinco. Qua il nero giocò G per F4 e qua giocai G per F4. Ora contrattacco l'alfiere in G2 ed evito le minacce del bianco. Su F3 posso giocare su torre per B7, donna per B7 non mi può attaccare. Su F3 posso giocare torre G3, torre G8 e l'attacco contro G2 è imparabile. Qua il bianco giocò D5 per provare a complicare, qua catturai. Il bianco giocò donna F3 e qua forse volli semplificare. Qua la vittoria più semplice era di per C4, tanto materiale in più. Se lui cattura, per esempio, con la donna in B7, qua perde perché posso catturare in G2, re per B7. Su torre per B7, torre per G2, donna per B7 ho la qualità in più, il bianco non ha nulla. Minaccio il cambio delle donne, minaccio il cavallo, se mi dà scacco ripropongo il cambio delle donne e attacco il cavallo, su E6 ripropongo di nuovo il cambio delle donne, il suo cavallo in presa, dovrei vincere. Ecco qua, dopo donna F3 D per C4 probabilmente era meglio. Ecco qua il cosiddetto braccino del tennista, quando la vittoria è vicina, poi anche la paura, no? Ero un bambino, giocavo contro un avversario con 200 punti in più, volevo togliergli i pezzi attaccanti, giocai torre per G2 senza una ragione, che è sciocco cambiare un pezzo inchiodato che posso cambiare quando voglio. Giocai una mossa un po' irrazionale, torre per G2, donna per G2, D per C4. Finora tutto bene. Se catturo in B7 ricatturo e vinco. Qua io pensavo di vincere per via del doppio attacco, per via che se gioca donna G4 scacco, re B8 attacco la sua torre, tutto in presa. Qua giocò torre a 8.
E io qua avevo calcolato, presa, re di 7, avevo calcolato che qua vinco, perché la donna in presa e il cavallo in presa. Giocò donna di 5, re 7, ancora questo lo avevo calcolato, forse l'ingenua mossa era dovuta a questo calcolo, pensavo che qua dovesse perdere, ma invece ho giocato donna e 4, che qua per via di questa minaccia dell'infilata è in grado di minacciare se cattura in B3 mi dà scacco, l'infilata addirittura vince lui, perché ora la donna in più mi cattura questi pedoni ed è la fine per me. Io qua giocai torre di uno scacco, re H2, ecco qua a questo punto devo dire che probabilmente avevo mosse migliori che magari vincono in modo facile, potremmo dire, non so, donna di 7 rimanendo con la qualità in più. Poi facile, cioè, però è meglio rimanere a qualità in più, con la qualità in più, il re è un po' esposto, ma all'epoca volevo la chiarezza e qua catturai in B3. E qua aspettavo l'abbandono dell'avversario, ma non calcolai più di tanto. Pensavo di avere già vinto, perché pensavo che da scacco difendo il re, purtroppo mi dà scacco, re di 8, donna G8, e ok, se vado in E7 patta, no? Non posso andare in E7. E se vado in D7 per spostarmi sull'ala di donna, per fare la migrazione del re, mi gioca donna G4 e mi recupera la torre. Qua mi resi conto che avrei dovuto giocare un finale in modo molto preciso per rimediare l'errore compiuto, ma bisogna di nuovo rimboccarsi le maniche e recuperare. E per vincere la partita spesso bisogna vincere tutte e tre le fasi, l'apertura, il medio gioco e il finale. Qua giocai re C6, donna per D1, donna per E5. Qua penso di stare penso di stare molto meglio a questo punto, perché potrei giocare, non lo so, B2, C3 scacco. Lui giocò donna per B3, ecco a questo punto giocai F3. Allora, il punto è che il re bianco viene preso di mira. Ho anche delle idee di scacco matto, di guadagnare il pedone in F2. Se gioca re G1 posso giocare donna e uno scacco, H2 donna per F2, qua sto guadagnando tantissimo materiale. Se gioca re G1 di nuovo, donna E1, quindi il suo re è in pericolo. Lui qua giocò re H3, qua giocai donna H5, re G3, donna G5, e qua avevo calcolato che su re per F3 gioco donna D5, la semplificazione, qua vinco in modo semplice perché ho due pedoni passati lontani. Io posso frenare il suo pedone col mio re, il suo re non ha il dono dell'ubiquità. O difende un pedone, allora promuovo l'altro. B3, qua posso tranquillamente tenere a bada il suo pedone, catturarlo subito. Oppure il suo re prova ad andare a catturare questo pedone, ma non può, appunto come dicevo, non ha il dono dell'ubiquità. Non può stare nel quadrato di entrambi i pedoni. Cioè è troppo tardi, se torna di qua B4, re di 3 H4, i pedoni vincono. Qua dopo donna G5 e H3, giocai donna H5 per ripetere due volte in stile sovietico. La scuola russa diceva di ripetere due volte. Prima di continuare, qua giocai donna G2, H4 donna per F2, catturai il pedone. Donna H2, donna D6 per mettere la donna vicino al mio re. Deve stare attento se per esempio giocare D5, donna D5, cambio le donne e vinco. Qua gioco re G7, donna D4. Il pedone in H6 non conta, voglio centralizzare la donna F2. Ecco, a questo punto dovrei vincere. Devo evitare dei perpetui, ma dovrei vincere. Qua lui giocò donna F3, qua avvicinai il re verso il mio pedone, qua diedi uno scacco, qua giocai donna G4, e qua probabilmente la mossa migliore era donna G3 scacco, su re da qualche parte, re di 2, ecco lui non ha nessuno scacco possibile, io minaccio donna G1 e vinco, per esempio se sposto il re, donna G1 e poi vinco. E, e se muove la sua donna posso dare scacco e promuovo a donne, poi con due donne contro una dovrei vincere, però non vidi questa... Giocai donna G4, comunque dovrebbe essere sufficiente, io gioco re H8, re F3, qua voglio portare il re da questa parte del pedone, ecco ora il re appoggerà il pedone e lui dovrà perdere. Donna C6, re G1, ecco a questo punto su donna, il punto è che il suo re è messo male, su donna per B6 giocai donna, avevo in mente donna G2,
Qua è imparabile giocare re H1 seguita da F1, per esempio se lui aspetta, re H1, poi giocherò F1 donna, e che lui non ha scacchi, perché gioco donna H2, gli inchiodo la donna, perché è dietro il suo re, quindi perde. Quindi dopo re G1 la manovra donna G2, re H1, F1 è imparabile. Chiaramente lui potrebbe provare a fare qualcos'altro, a dare scacco, ma allora se toglie l'inchiodatura promuovo direttamente e vinco, con 2 donne in più si vince. Qua lui giocò donna G6, l'ultimo trucco. E qua giocai donna G2 e il mio avversario abbandonò. È curioso che dopo donna G2, mentre si stava firmando il formulario che l'avversario aveva già abbandonato, che era l'ultima partita a finire, non si poteva fare rumore, uno dei presenti, il grande maestro Igor Yefimov, e aveva detto, aveva esclamato, per fortuna che gli scacchi non sono come la dama e non c'è l'obbligo di catturare, no? Se così fosse stato, dopo aver catturato la sua donna, la partita sarebbe finita in parità in stallo. Dopo donna G2 invece minaccio di promuovere. Se mi dà scacco promuovo 2 donne contro 1 e dovrei vincere. Se cattura in B6, re H1, minaccio di promuovere. Se mi dà scacco paro lo scacco promuovendo. Su donna H6, donna H2, inchiodo la donna, cambio le donne, poi con la donna in più vincerò. Spero che questa partita sia stata interessante e illustra bene come si può giocare contro questo sistema e che possa quindi dare anche qualche suggerimento su come giocare contro l'attacco indiano. Grazie mille e a presto. E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!